Innanzitutto è importante dire che siamo la prima realtà professionale in questo territorio a offrire questo servizio. Il percorso è quello di accompagnare l'impresa nel comprendere quali sono le sue potenzialità nascoste e tutelarle attraverso l'assistenza continuativa e di importanza cruciale in un mercato globale, come dicevo, che corre sempre di più e diventa sempre più competitivo. In particolare abbiamo capito come gran parte del valore del Made in Italy è legato a elementi di natura immateriale. Noi vendiamo cultura attraverso dei prodotti ed è importante che valorizziamo tutti quegli elementi che sono alla base di questa dimensione culturale del prodotto. È uno strumento di base. Siamo partiti da alcune indicazioni che sono operative per chiunque e che in azienda possono dare quelle indicazioni iniziali che permettono a chiunque di fare la scoperta del proprio know-how e i primi passi per la tutela. È evidente che poi le realtà aziendali più complesse richiedono un'analisi approfondita e quindi l'intervento di un professionista. Io credo che le persone non possono lasciare a casa la loro personalità e i loro valori, quello che credono che sia giusto o sbagliato, e quindi ognuno porta sua personalità in azienda e esegue il suo lavoro secondo i suoi valori, e quindi è impossibile, a mio parere, distinguere fra chi sei e cosa che fai, perché uno è frutto dell'altro. Questo primo evento è un evento pensato con la finalità divulgativa, ne seguiranno altri anche in collaborazione con le categorie, proprio perché riteniamo cruciale che su un tema come questo la consapevolezza delle imprese sia assolutamente stimolata e da un punto di vista legale approfondita.